C'era una volta un principe che viveva e regnava in un paese di stagni. Un giorno giunse nelle sue terre una principessa straniera. Il principe si innamorò di lei e le chiese di sposarlo. La principessa accettò, a condizione che il principe le costruisse in una sola notte una città, proprio laggiù dove si stendeva lo stagno d'oro. Era una prova difficile, ma il principe era molto innamorato. Chiese aiuto al diavolo e il diavolo in una notte prosciugò le acque e costruì la città. All'alba il principe la donò alla principessa sbalordita. Come in tutte le favole, i due si sposarono e vissero felici. Ma il diavolo che chiese in cambio? Volle il suo ritratto sul punto più alto della città, in cima al campanile. Anzi, ne volle tanti tutt'attorno, in modo che gli abitanti potessero vederli da tutti i punti cardinali. La città, nata dallo stagno d'oro nel giro di una notte, si chiamò Oristano. Solo il diavolo e una donna capricciosa potevano pensare di costruire una città in mezzo alle paludi e alle acque stagnanti. Edificata sul fango, Oristano vi rimase incagliata come una nave per 1000 anni. Vi rimase immobile, prigioniera delle acque, come un'isola nell'isola della Sardegna. Ogni giorno, al tramonto, il velo della malaria si alzava dalle acque morte e la stringeva in un assedio invisibile. Malgrado l'assedio della malaria, Oristano visse una storia intensa. I suoi abitanti, tutti contadini, pastori, pescatori, dovettero difendere per 400 anni la loro indipendenza contro tutti gli invasori d'oltremare che volevano conquistare la città degli stagni. Così Oristano si riempì di gloria, ma consumò ogni ricchezza e per difendersi si chiuse ancor più in se stessa. Era a 10 chilometri dal mare, ma non ebbe porto. Era al centro della Sardegna, ma non tentò mai di imporvi il suo dominio. Era nel mezzo di una fertile pianura, ma era scarsa di campi. Coltivava soltanto quel poco che i cittadini consumavano, grano, uva e ulivi. L'assedio della malaria costringeva i cittadini a vivere in città, ad alzarsi all'alba per raggiungere i campi, le vigne, i pascoli. Li obbligava a lavorare la terra furtivamente. All'imbrunire, prima che le zanzare uscissero dai loro nascondigli, gli uomini dovevano ritirarsi come in un eterno coprifuoco. Oristano arrivò così al XX secolo, ancora chiusa come un comune medievale, isolata, ignorata dal passare del tempo. Era un luogo dove veramente non succedeva nulla. Ma un giorno, finalmente, successe qualcosa di molto importante. Fu una cosa che è ricordata ancora oggi da una stampigliatura che si ripete su quasi tutti i muri della città e porta la data 1948, oppure 1950. Sono date storiche, perché segnano una specie di seconda fondazione di Oristano, una fondazione non meno prodigiosa della prima, di quella che la leggenda ci ha raccontato. Questa volta il prodigio non fu opera del diavolo, ma di qualcosa di molto più familiare, del diclorodifeniltricloroetano, ovvero del casalingo DDT. Avvenne che la malaria fu sconfitta in tutta l'isola, oltre che ad Oristano. In quei 2 anni, infatti, fu condotta a termine una colossale disinfestazione antimalarica, che coprì ogni centimetro quadrato del territorio oristanese. L'operazione DDT fu condotta dall'Istituto Rockefeller di New York, con la tattica e la strategia di un'autentica azione militare. Tutti gli oristanesi, come ai tempi in cui lottavano contro gli invasori aragonesi, furono mobilitati per questa guerra chimica contro un nemico invisibile.
Nel giro di 2 anni la malaria era scomparsa, cancellata dalla terra e dalla storia di Oristano. Simultaneamente all'operazione DDT venivano completate le opere di bonifica, eliminando il disordine idraulico che origina paludi e acquitrini. Anche se memorabile, l'operazione DDT non fu quella che risolse tutto. Fu però l'innesco di una reazione a catena che nel giro di pochi anni portò la sonnolenta cittadina al ruolo di grande protagonista dell'economia sarda di oggi. Al termine dell'operazione, Oristano venne a trovarsi al centro di una terra ricchissima, di una pianura come la sognano tutti i contadini del mondo. Fu così che alla vigilia dell'era spaziale gli oristanesi riscoprirono la loro antica vocazione contadina. La terra era ottima e fertile, ma mancava ancora l'acqua. Scattò allora la seconda operazione. Le acque del Tirso, che sfociano vicino ad Oristano, vennero imbrigliate e condotte attraverso la pianura da tubazioni di 3 metri di diametro e distribuite a tutti i campi da una rete di 1000 chilometri di canali. Ben presto ci si accorse che nella pianura cresceva di tutto e meglio che altrove, come in un'immensa serra climatizzata dal vecchio sole sardo. Crescevano frutta, ortaggi, cereali, foraggi e il rendimento delle culture tradizionali migliorava notevolmente. L'appassionante avventura agricola stimolò in 100 direzioni il vivacissimo spirito di iniziativa degli oristanesi. L'abbondanza dei foraggi moltiplicò l'allevamento del bestiame con ottimi risultati, favoriti anche dal fatto che la Sardegna è immune dalle più gravi malattie dei bovini. C'era tanta acqua che si pensò di coltivare persino il riso e germogliò un riso che lasciò tutti stupiti. Era il migliore d'Italia. Oggi le risaie della Valle Padana lo acquistano come seme. La pianura paludosa e stagnante era diventata la regione agricola più ricca e produttiva della Sardegna. Oristano, insomma, stava vivendo un vero e proprio miracolo agricolo che scuoteva tutta la zona circostante e metteva in moto nuove correnti di traffici, di attività, di interessi economici. La nuova prosperità scavalcò le vecchie mura della città e così anche ad Oristano, dove per secoli non era cambiato quasi nulla, cominciarono a cambiare molte cose. Ma forse perché quella profonda trasformazione era avvenuta quasi per caso, non cercata e voluta dagli oristanesi stessi, la loro vita, il loro costume cambiarono più esternamente che in profondità. Non con la violenza delle rivoluzioni industriali che possono sconvolgere da cima a fondo una società, ma secondo il buonsenso e la saggezza tipiche della civiltà contadina. Si può dire che nuovo e vecchio vadano a braccetto come madre e figlia. Il mondo antico convive e si fonde col mondo moderno, senza polemiche, e spesso certi motivi di polemica qui perdono la loro aggressività. Un punto cruciale nell'evoluzione di una società contadina è l'emancipazione della donna. Ebbene, l'unico monumento di Oristano è dedicato a una donna. No, non è l'Italia o una figura allegorica, ma un'eroina vissuta 500 anni fa. Eleonora d'Arborea, un'indomita guerriera e legislatrice, una specie di Giovanna d'Arco oristanese. Qui, dove il matriarcato, con discrezione tutta femminile, ha dominato per secoli, l'emancipazione moderna della donna fa sorridere. Ad Oristano tutto è antico, ma non è un antico da museo che si conserva con venerazione, imbalsamato e restaurato. È qualcosa di vivo e vitale, con una precisa funzione nella società. Questo vasaio, per esempio, la cui famiglia da tempi immemorabili ha sempre fatto lo stesso mestiere, continua a plasmare gli stessi vasi e a venderli alle stesse famiglie. Da quanto tempo la sua famiglia fa questo mestiere?
Chi lo sa da quanti anni? Da secoli. Quanti all'incirca? Chi lo sa, io ho conosciuto la pergamena, vero, dal 1227 e forse ce n'era anche degli altri che li hanno bruciate. E uno dal 1400. Ha ancora questi documenti? No, sono state smarrite, vero, e non so come. Ce ne abbiamo uno dal 1600, lo statuto è scritto in spagnolo, e abbiamo conservato quello lì. E dice dal nostro regolamento, vero, questi oggetti che si dovevano fare per passare di maestro. E c'è anche dai miei antenati, da un certo Francesco Cao, e ce ne sono anche ora degli altri. A Oristano, da circa 500 anni, si corre ad ogni carnevale la corsa della Sartiglia, una specie di giostra di origine spagnola, nella quale i cavalieri devono centrare con un bastone una stella appesa in mezzo alla via. La Sartiglia è ancora una manifestazione popolare intensamente vissuta da tutti gli oristanesi e conserva tutta la carica di significati reconditi, di simboli, di magia che rivelano la sua origine di rito agrario legato ad una civiltà rurale. Gli oristanesi seguono tutte le fasi della corsa con vivo interesse e a seconda dell'andamento ne traggono auspici sui risultati del prossimo anno agricolo. E il rituale propiziatorio è evidente nella benedizione che il conduttore della corsa impartisce con un mazzo di viole fresche, simbolo dell'imminente primavera. Se la corsa può sembrare un'attrazione turistica organizzata, le cerimonie che la precedono e si svolgono nel chiuso delle case dimostrano quanto sia ancora autentica l'atmosfera di questa manifestazione. La vestizione dei cavalieri segue un cerimoniale rigoroso pieno di simboli. Ogni nastro, ogni indumento ha un suo significato magico che fa della vestizione un rito purificatorio molto antico. Infatti sono le ragazze nubili della famiglia quelle che devono vestire il cavaliere e il cavaliere deve star seduto su uno sgabello collocato su un tavolo per evitare la contaminazione del suolo. Una volta iniziata la cerimonia, il cavaliere non potrà più toccare terra e perciò per farlo montare a cavallo bisognerà portare l'animale in casa. Fu questa Oristano, ancora chiusa nel suo tempo antico, nel suo mondo magico, che fu sbalzata bruscamente in pieno secolo XX dal miracolo agricolo del dopoguerra. La città ormai pareva essersi disincagliata dal fango e navigare a gonfie vele. La produzione agricola aumentava ogni anno e con essa aumentavano i redditi degli abitanti, le attività e le iniziative economiche. Un nuovo benessere rianimò la città che senza scosse si affacciò alla civiltà dei consumi. Oristano, che dopo il tramonto piombava nell'oscurità e nel silenzio, conobbe l'emozione delle prime vetrine illuminate di notte. Conobbe il brivido dello shopping nei grandi magazzini e tutte le tentazioni dei beni di consumo. Ma continuò ad apprezzare il ritmo di vita pacato della gente che lavora nei campi. Neppure i giovani si lasciarono prendere dalla psicosi del modernismo a oltranza. Hanno accolto certe forme esteriori di emancipazione senza farne una bandiera di rivolta. I giovani si sono impadroniti di una via del centro, nota col nome di Via Dritta. Qui, fra le 6 e le 8, circolano solo gli oristanesi dai 15 ai 20 anni, off limits per gli adulti. In questa specie di salotto, quadriglie di ragazze incrociano incessantemente quadriglie di giovanotti. Poi pian piano le quadriglie si incontrano, si agganciano, si spezzettano, ma tutti rispettano le regole del gioco. Non si può restare in meno di 3 persone. Mentalità di provincia? Forse, ma gli stessi giovani sono i primi a riderci sopra. Del resto la regola vale solo per la via dritta. Di capelli lunghi ce ne sono ben pochi, ma in compenso, su 20.000 abitanti, Oristano vanta niente meno che 15 complessi beat, 2 o 3 dei quali abbastanza noti in Italia e all'estero. Un complesso ogni 1.300 abitanti. È una media da primato se è vero che in tutta Italia vi sono 500 complessi, cioè uno ogni 100.000 abitanti. Sono ragazzi beat che cantano canzoni beat, spesso con parole in dialetto sardo. Sono ragazzi beat che quando si presenta l'occasione indossano con un certo orgoglio i costumi tradizionali.
il piccolo mondo di Oristano ha radici molto profonde nel tempo, radici ancora intatte e vitali. Improvvisamente, circa 4 anni fa, tutto il vento di ottimismo che correva in lungo e in largo per la piana di Oristano parve cadere. Tutta la spinta economica parve afflosciarsi in una crisi inspiegabile, proprio quando la produzione agricola aveva toccato le punte record. Si era arrivati ai 300.000 quintali di pomodori all'anno, ai 200.000 quintali di carciofi, e ora i pomodori marcivano nei campi, i carciofi seccavano sugli steli. In che cosa aveva inciampato l'opulenta agricoltura oristanese? Che cosa mancava se c'erano la pianura, il sole, l'acqua, i concimi, i trattori? L'agricoltura moderna non finisce sui campi. I campi sono il punto di partenza ed essi continuano idealmente nei mercati e nelle industrie, formando un tutto organico e inseparabile. La bonifica aveva regalato ad Oristano una terra fertile, ma occorreva poi risolvere i problemi di un'agricoltura ricca mediante un'organizzazione moderna ed efficiente. Il miracolo, insomma, doveva essere saggiamente amministrato. L'agricoltura oristanese, invece, benché progredita, si fermava ai campi. Un ostacolo in questo senso era rappresentato dall'insufficienza dei trasporti nei confronti dell'aumento dei prodotti. Un secondo ostacolo era la mancanza di ricerche di mercato per trovare nuovi sbocchi alla produzione agricola man mano che essa aumentava. L'agricoltura oristanese veniva soffocata dalla sua stessa prosperità, che saturava progressivamente i mercati tradizionali. Basta osservare come viene commerciata la valanga di prodotti agricoli che giornalmente affluisce al mercato all'ingrosso di Oristano. Innanzitutto non esiste neppure un locale e le vendite si svolgono all'aperto, con qualunque tempo, in una piazza semibuia. Le contrattazioni sono disordinate, incerte, affrettate. I prodotti vengono offerti al primo acquirente, venduti alla belle e meglio, spesso svenduti per realizzare e non dover tornare col camion pieno. Chi arriva prima meglio vende e così le contrattazioni, che dovrebbero cominciare alle 6 del mattino, vennero man mano anticipate e oggi le vendite cominciano alle 3 di notte. Chi arriva tardi sarà costretto a svendere a qualunque cifra ed altri non avranno neppure la convenienza di raccogliere i prodotti, ma li abbandoneranno nei campi. È evidente invece che un'opportuna ricerca di mercato darebbe agli agricoltori la sicurezza di collocare la propria produzione entro limiti di prezzi ben precisi. Ma il mercato più stabile che può assicurare l'assorbimento della crescente produzione oristanese è l'industria di conservazione e di trasformazione dei prodotti agricoli. Gli stabilimenti oggi ne esistono ancora pochi e tra questi uno dei più efficienti è una pileria per la brillatura del riso. Tutti gli altri prodotti invece partono verso le industrie dell'isola e del continente per tornare spesso ad Oristano sotto forma di merci di consumo. La via più rapida per l'incremento del reddito è l'industrializzazione, che oggi rappresenta l'evoluzione naturale dell'economia agricola, perché non solo assorbe l'eccesso di manodopera che grava sull'agricoltura, ma assicura ai coltivatori un collocamento dei loro prodotti, che diventano materia prima per un nuovo ciclo produttivo. Un grande passo verso questa concezione moderna dell'agricoltura è stato fatto ad Oristano attraverso le cooperative fra gli agricoltori. Le cooperative sono ancora poche, ma sono molto efficienti e quindi di esempio e di stimolo per gli altri agricoltori. 2 di queste cooperative si possono considerare addirittura aziende modello per la loro organizzazione e produttività. Se mercato e industria sono gli obiettivi non solo possibili ma indispensabili all'espansione di Oristano, la sua agricoltura deve prepararsi a questo secondo decollo, con una revisione delle sue strutture per adeguarle alle esigenze di un'agricoltura veramente moderna. Questi campi così pianeggianti, irrigati e soleggiati si direbbero perfetti, ma se andiamo a vederne la radiografia sui fogli del catasto, ci accorgiamo della grave malattia che nascondono: il frazionamento, la polverizzazione delle proprietà.
Questo mosaico di particelle di terra irregolari e disordinate impedisce lo sfruttamento intensivo dei terreni e disperde lo sforzo di chi li coltiva. L'agricoltore, perciò, spesso perde più tempo a raggiungere i suoi campi che a coltivarli. Il frazionamento della proprietà è un male di tutta l'agricoltura italiana, ma in alcuni posti, come ad Oristano, raggiunge spesso l'assurdo. Non solo vi sono proprietà di 10-15 metri quadrati, ma si è verificato anche il caso di un terreno in proprietà ad un fratello e le piante che vi crescevano sopra in proprietà ad una sorella. Questi sono casi eccezionali, ma vediamo quelli più comuni. Ecco, siamo proprio in un punto dove glielo posso spiegare benissimo. Guarda, questo qua in pratica non è una, ma sono 3 particelle. Una che parte da quella siepe là e arriva fino a questo canaletto. L'altra che da quel limite lì va a questo canaletto di irrigazione. E ancora la terza che da quel canaletto va a quella siepe di canna che intravediamo laggiù. Quanti metri quadrati saranno? In una qua saranno un centinaio di metri quadri. E quante piante? Una decina al massimo. Quali sono, secondo lei, i motivi di questo frazionamento? Il grande attaccamento al terreno, che nessuno degli eredi può rinunziare alla sua particella, anche se si tratta di poche piante. Generalmente, infatti, la suddivisione nasce al momento dell'eredità. Ecco un altro caso. Lei come ha avuto in proprietà questo frutteto? Da parte di mio padre. In quanti fratelli eravate? 2 sorelle e un fratello. E ad ognuno quanto è toccato? 50 metri quadri. 50 piante. Lei quanti figli ha? 9. Questo è il più grande che ho. Anche lei dividerà come suo padre? Sì. Cioè? Il terreno sarà diviso in 9, così che si toccheranno 5 piante per uno. Oristano ha affrontato in profondità questo problema che intralcia notevolmente il suo sviluppo, proponendo e favorendo in tutti i modi la ricomposizione delle proprietà. Il problema è molto delicato e lungo da risolvere, in quanto la ricomposizione può avvenire solo con l'accettazione volontaria dei vari proprietari e quindi è molto difficile mettere d'accordo tanti interessi contrastanti. L'ispettorato agrario di Oristano ha già condotto a termine parecchie ricostruzioni fondiarie. Ecco un caso concreto. Questo agricoltore riconosce sulle carte le sue attuali proprietà, apponendovi la firma. Si tratta di 3 appezzamenti, uno di 1 ettaro e gli altri 2 di circa mezzo ettaro ognuno. Poi, sulla carta delle proprietà ricostruite, accetta con la propria firma il nuovo appezzamento di circa 2 ettari, che rappresenta la somma delle aree di sua proprietà. Naturalmente si cerca di fare in modo che la nuova proprietà risulti il più vicino possibile all'ubicazione che l'agricoltore ha indicato in precedenza. Accettato lo scambio, più tardi verranno completati i regolari atti notarili per le nuove proprietà. Un altro caso tipico è quello di questa vecchina. Essa possiede soltanto una particella, una microscopica strisciolina sulla quale non ci sta neppure la sua firma. Possedendo una sola particella, qual è il beneficio che può avere dalla compensazione? Sulla carta delle proprietà ricostruite, la sua strisciolina appare incorporata in un'altra proprietà più vasta, che è quella di suo genero. In questo modo la particella della vecchina potrà essere più facilmente lavorata dal genero, che ricevendola un giorno in eredità potrà evitare un frazionamento del fondo. Questa operazione però non si limita allo scambio e alla ricomposizione dei fondi. Va molto più in là, in una successiva operazione che spiega perché nella ricostruzione si è tenuto conto solo dei metri quadrati di superficie e non di altre valorizzazioni. Le nuove proprietà avranno tutte la forma di rettangoli regolari e saranno disposte parallele fra loro. Saranno protette da una barriera frangivento e saranno collegate trasversalmente da strade asfaltate. A fianco della strada correrà la condotta idrica per l'irrigazione, con una presa d'acqua per ogni proprietà. Adottando queste soluzioni esemplari, Oristano affronta oggi consapevolmente gli ostacoli che hanno frenato la sua spinta iniziale e si colloca fra le regioni agricole più progredite d'Italia. Con questa revisione di metodi, di sistemi, di organizzazione rurale, Oristano entra nella nuova dimensione dell'agricoltura moderna. Oggi, dopo la crisi di 4 anni fa, Oristano ha ripreso a veleggiare nella sua pianura. Ora procede con un ritmo meno vertiginoso che ai tempi del suo primo boom, ma avanza più sicura. L'euforia del miracolo ha lasciato il posto ad un tranquillo ottimismo, alla sicurezza delle proprie forze, e l'improvvisazione iniziale si è trasformata in spirito di iniziativa.
Gli oristanesi non stanno seduti a guardare compiaciuti la strada che hanno fatto, che è stata molta, ma puntano già più lontano. Essi mobilitano tutte le loro risorse e le loro iniziative perché quella reazione a catena iniziata 20 anni fa non si spenga. Oristano, la sonnolenta cittadina che 20 anni fa era ancora isolata dalla stessa Sardegna, si sente oggi unita e presente non solo alla vita regionale e nazionale, ma già è proiettata verso l'Europa. Il vero miracolo di Oristano, in fondo, non è stato tanto il boom economico, che portava in sé molte contraddizioni, quanto il suo inserimento nella società moderna, la sua presa di contatto col mondo. La città dei pastori e dei pescatori, che fino a ieri era lontana da tutto, ha scoperto al di là della fascia degli stagni il mare e al di là del mare il mondo improvvisamente vicino. Oggi Oristano vuole il suo porto, la sua zona industriale, perché lo esigono le sue dimensioni economiche, perché senza nuovi mercati e senza nuove industrie dovrebbe rinunciare al suo sviluppo, soffocare la sua espansione e tornare al silenzio dei suoi pascoli e dei suoi stagni. Perciò la città ha già pronto e approvato il progetto del suo porto. Poiché Oristano dista una decina di chilometri dalla costa, il problema era portare la città sul mare o portare il mare in città. Ecco come è stato risolto. Questa è la città di Oristano. Questo è lo stagno di Santa Giusta. Questo è il Mar Mediterraneo. Il progetto approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici prevede la costruzione di un porto canale dentro lo stagno di Santa Giusta. Le opere saranno così concepite. Si costruirà un molo di soprafflutto e un molo di sottoflutto. Si aprirà quindi un canale della lunghezza di circa 2 km, della larghezza di 100 metri e della profondità di 9 metri. Poi si separerà il bacino portuale vero e proprio dallo stagno con un argine strada. Si costruiranno i moli di attracco e poiché verrà chiuso il canale di Pesaria che collega attualmente lo stagno col mare creando la pescosità, verrà aperto a sud un altro canale che colleghi il mare con la parte dello stagno rimasta a peschiera, di modo che questa parte dello stagno rimasta a peschiera, per quanto inferiore come superficie all'intero stagno, sarà molto più pescoso perché questo canale sarà costruito molto razionalmente. Alle spalle del porto ci sarà quindi la zona industriale, della quale già si è costruita la strada di penetrazione, vi è in corso di progettazione il raccordo ferroviario, e vi è in corso di progettazione l'acquedotto industriale che capterà le acque dal fiume Tirso all'altezza del paese di Silì e con una condotta lunga circa 5 km le trasporterà nella zona dei servizi che si prevede qui, dalla quale verrà distribuita in tutto l'agglomerato industriale. Il programma industriale non si basa solo sull'apporto di capitali esterni, ma conta molto sull'iniziativa privata degli oristanesi stessi. Questi, infatti, non sono gente che aspetta che tutto caschi dall'alto, e non pochi di essi hanno voluto coraggiosamente assumere anche il ruolo di moderni imprenditori e operatori economici. Così tutta la zona dell'Oristanese pullula di iniziative industriali, che vanno dagli allevamenti avicoli alle fabbriche di mattoni, dalle ceramiche ai pastifici. Spesso sono solo imprese modeste, ma che dimostrano la vitalità che ormai agita tutta la pianura. A volte si tratta di iniziative estrose, addirittura incredibili, come quella che si può trovare nel piccolo villaggio di San Salvatore, alle porte di Oristano. Il villaggio è deserto, ma non si direbbe abbandonato. Le case sono in ottime condizioni, ma gli abitanti dove sono? Il villaggio è antico, antichissimo, ma lo stile non si direbbe sardo e neppure italiano. Troppo bianco, troppo gessoso. Si direbbe messicano, anzi è messicano.
Si tratta proprio di una piccola cinecittà, alla periferia di Oristano. Ma il villaggio è vero o finto? È vero, ma i suoi abitanti vivono in un altro paese. San Salvador è stata costruita per essere abitata solo 2 giorni all'anno, durante le feste del Santo Patrono. E i produttori oristanesi l'hanno affittato per gli altri 363 giorni dell'anno. Con un po' di gesso lo trasformano di volta in volta in un villaggio messicano o in uno del Far West. E così vi hanno girato 3 o 4 films. Beh, dire che si tratta di una piccola cinecittà è dire un po' troppo. C'è un piccolo centro cinematografico che è nato da solo, una iniziativa di persone coraggiose che hanno pensato che se il cinema italiano spendesse qualcosa in Sardegna di quei diversi e svariati miliardi che spende in altri paesi del bacino del Mediterraneo, non sarebbe male per l'economia italiana. Secondo lei, l'ambiente sardo per quale genere si presta? Beh, io direi per tutti, perché abbiamo dal bosco alla marina, dal fiume alla distesa lacuale, come loro hanno potuto vedere qua, dal paesaggio preistorico al paesaggio molto moderno delle grandi raffinerie di petrolio, dal gruppo di case diroccate da pastori al grande albergo moderno. Penso che ci sia di tutto e per tutti i gusti. La vostra è l'unica iniziativa cinematografica della Sardegna? Beh, come iniziativa organizzata certamente sì. Siamo un piccolo stuolo di pionieri, ecco. Pionieri è una parola che definisce bene il carattere degli oristanesi di oggi, per lo spirito con cui hanno riscoperto la loro terra, con cui l'hanno rivoltata metro per metro, risvegliando in un raggio sempre più vasto una catena di centri rurali minori. Oggi Oristano è diventata un polo di sviluppo, un centro attorno al quale gravitano gli interessi di 300.000 persone. La nuova Oristano, col suo nuovo peso economico e sociale, sta cambiando l'equilibrio della Sardegna, che prima era diviso fra Sassari al nord e Cagliari al sud. Le 2 città polarizzavano tutta la vita dell'isola, che correva il grave rischio di una spaccatura orizzontale, con la formazione di una vasta zona sottosviluppata in tutta la parte centrale. Oristano sta operando la saldatura tra le 2 zone e spostando sempre più il baricentro dell'isola verso la sua pianura, oggi, e verso il suo porto, domani. È sulla base di questa nuova realtà che già nel 1955, seguendo la procedura costituzionale, Oristano chiese al Parlamento di essere eretta a capoluogo di provincia, staccandosi dalla provincia di Cagliari. La proposta di legge approvata alla Camera dei Deputati cadde al Senato. Superato un momento di delusione, nel 1964 Oristano ha ripresentato in Parlamento una seconda proposta, che è tuttora in esame presso le 2 Camere. La città è così certa della sua promozione che già si vendono le cartoline illustrate dove figura il fatto compiuto. Accanto allo scudo di Cagliari, di Sassari e di Nuoro, Oristano ha collocato il suo come 4ª provincia. Per quali motivi Oristano vuole l'autonomia provinciale? La Sardegna è attualmente divisa in 3 province, Cagliari, Sassari e Nuoro, che sono le più vaste d'Italia. Quella di Cagliari è quasi 4 volte la provincia di Milano. Oristano non è che un comune della provincia di Cagliari e dista dal capoluogo un centinaio di chilometri, ma vi sono alcuni comuni che ne distano ben 150. Queste distanze eccessive comportano un inevitabile rallentamento e intralcio alla vita civica, in quanto il capoluogo accentra gli uffici delle principali attività economiche, amministrative e finanziarie. Le pagine più antiche della storia di questa città ci confermano che Oristano visse il periodo del suo maggiore splendore e prestigio proprio quando fu un piccolo regno indipendente. Fu l'epoca eroica in cui regnava Eleonora di Arborea, una donna la cui vita sembra sceneggiata da un esperto in filmoni storici, tanto è ricca di azione, di suspense e di simili ingredienti. A quei tempi, verso la fine del 1300, l'isola quadrata era divisa in 4 piccoli regni, chiamati giudicati, retti da 4 giudici. Uno di questi giudicati era quello di Arborea, e Oristano era la sua capitale. Per un secolo e mezzo i 4 giudicati lottarono contro l'assalto degli spagnoli, e 3 caddero uno dopo l'altro. Restò solo quello di Eleonora, che era salita al trono dopo la morte del fratello. Eleonora non esitò a indossare elmo e corazza e ad affrontare l'esercito aragonese al quale tenne testa vittoriosamente per oltre 20 anni. Gli spagnoli le catturarono persino il marito e lo tennero in ostaggio, chiedendo in cambio la capitolazione. Eleonora temporeggiò, finché con l'astuzia riuscì a liberare il marito e a riprendere così la lotta contro l'invasore.
morì di peste nel 1404, mentre si prodigava a curare i suoi sudditi, e alla sua morte anche l'ultimo regno libero della Sardegna capitolava. Ma Eleonora guerriera è eclissata dalla figura di Eleonora legislatrice e governante. Essa rivoluzionò le leggi di allora con la sua famosa Carta de Logu, un codice di buonsenso e di saggezza casalinga, una raccolta di norme di vita che regolavano minuziosamente i rapporti umani di una società semplice, fatta di contadini e di pastori. Quando entrarono nel giudicato, gli spagnoli si resero conto della saggezza della Carta de Logu e l'estesero a tutta la Sardegna. Fu l'ultima vittoria di Eleonora. Oristano non chiede l'autonomia provinciale per l'ambizione di rivivere assurdi sogni di grandezza. Si rifà alla storia solo per ricordare come fin dai tempi più lontani l'isola trovò il suo equilibrio naturale nelle 4 suddivisioni amministrative. Le acque degli stagni, ancora immobili e silenziose dal tempo della leggenda, ci danno la misura del balzo compiuto da Oristano in questi ultimi 20 anni. La città si dilata incessantemente nel suo perimetro e nelle sue aspirazioni. Si affaccia al 2000 e gli stagni sembrano rimasti alla preistoria, alla civiltà del giunco. Anche le barche sono di giunchi, come quelle che usano gli indios del lago Titicaca in Perù o i pescatori di Ticoa sul Golfo Persico. Le sponde sembrano libere e aperte, eppure c'è nell'aria una tensione che le chiude come dietro un muro trasparente. Una sentinella con fucile. Come mai ci sono guardie armate? E c'è bisogno per le guardie armate qui perché vengono i pescatori di fronte e poi vengono a tirare delle bombe e veleni, insomma avvelenamenti d'acqua e con le reti e naturalmente bisogna di esserci noi per dare insomma un'occhiata a questa detta riserva. In quanti siete? E in totale siamo 9 guardie e il capoguardia siamo 10. Ma i fucili li usate? Abbiamo sparato parecchie volte. E gli altri rispondono? O delle volte nemmeno rispondono, delle volte insomma scappano, abbandonano tutto e allora noi insomma prendiamo le reti e le salpiamo sopra la barca, insomma le portiamo qui a peschiera. Naturalmente che dopo dobbiamo fare il verbale, consegniamo al direttore e il direttore insomma fa la denuncia regolare. Varcando la barriera che chiude gli stagni, entriamo in un mondo tutto particolare, ancora cristallizzato in una struttura che risale a tempi immemorabili. È un mondo pieno di ombre, di interrogativi, di tensioni spesso drammatiche per le violenti lotte di interessi che lo agitano. Questi stagni, che per molti secoli sono stati la maledizione di Oristano, sono in realtà un'enorme ricchezza, delle vere miniere di pesce. E il nome di stagni d'oro, con cui vennero battezzati fin dai tempi più antichi, si riferisce appunto alla loro prodigiosa pescosità. Tutti gli stagni del mondo collegati col mare presentano questo fenomeno, ma quelli di Oristano sono conosciuti come i più pescosi d'Europa. Basti dire che le valli di Comacchio danno una media di 2 quintali di pesce per ettaro, mentre questi arrivano a 5-6 quintali. A chi appartengono questi stagni? Al demanio marittimo? Al comune? Sono acque pubbliche cedute a terzi come riserve con diritti esclusivi di pesca, oppure sono proprietà private? Sono appunto questi gli interrogativi che da 100 anni rimbalzano da un tribunale all'altro, accumulando montagne di atti, di sentenze, di perizie, di ricorsi. È una battaglia di carte bollate tuttora in corso, ormai nota col nome di questione degli stagni. Attualmente però la maggior parte degli stagni sono divenuti acque pubbliche e ceduti per lo sfruttamento a cooperative di pescatori. Ma lo stagno più grande, quello di Cabras, è ancora proprietà privata. Attorno a questo stagno la battaglia legale è divenuta accanita soprattutto dal 1958, quando il governo della regione sarda emanò la famosa legge numero 39, che aboliva i diritti esclusivi di pesca sulle acque della regione.
Quando si tentò di applicare la legge allo stagno di Cabras, i proprietari vi si opposero perché il decreto poteva dichiarare decadute le concessioni di pesca sulle acque pubbliche, ma non sulle acque private. In altre parole, la regione poteva abolire un diritto di pesca, ma non un diritto di proprietà. Ma i proprietari come possono dimostrare che si tratta di acque private? Ci risponde l'avvocato Aldo Uras, socio e legale delle peschiere di Cabras. Nel 1650-52, quando la Sardegna era sotto la dominazione spagnola, il re di Spagna Filippo IV, dovendo sopperire a delle spese ingenti per la guerra che allora ferveva in Catalogna, si rivolse a un banchiere genovese, certo Gerolamo Vivaldi, e ottenne da questi un mutuo di 149.000 reali da 8 in argento, con un patto per cui il banchiere versava alle casse dello Stato questa somma e lo Stato gli concedeva l'uso di queste peschiere perché il Vivaldi e poi i suoi eredi ne godessero come cosa propria fino a quando non gli fossero restituite le somme che erano state versate. Quando in seguito al Trattato di Lussemburgo la Sardegna passò sotto la dominazione sabauda, gli eredi del Girolamo Vivaldi, forse perché erano venute meno le loro fortune, richiesero all'amministrazione delle finanze piemontesi il rimborso della somma offrendo in restituzione le peschiere. Ma poiché le finanze dello Stato non erano in condizioni o non vollero, non si sa perché, riscattare queste peschiere, i Vivaldi chiesero allora l'autorizzazione a venderle e infatti ottennero questa autorizzazione e le vendettero al Salvatore Carta di Oristano. Ritiene che l'acquisto sia stato un buon affare per il Carta e i suoi eredi? E questo, dal punto di vista economico, indubbiamente fu un buon affare, perché il reddito della peschiera è sempre stato e deve essere sempre stato anche in altri tempi molto alto. Quindi da un altro punto di vista però, per le controversie, per le innumerevoli controversie che si sono ingenerate intorno a questa peschiera e che ancora durano oggi, certamente non fu un buon affare, perché il possesso di questo bene fu sempre contestato e naturalmente ha amareggiato quantomeno i possessori o proprietari o gli sfruttatori, come li vogliamo chiamare. Che si tratti di proprietà privata è dal punto di vista legale confermato da tutte le sentenze dei tribunali, sulla base dei documenti esibiti dai proprietari. L'ultima sentenza che ribadisce questo diritto risale solo al giugno del 66, per cui la peschiera di Cabras rimane ancora oggi inespugnata. Si tratta d'altra parte di una forma di latifondismo che sopravvive in una società che da tempo ha chiuso questo capitolo. Ma ciò che appare ancora più arretrato del diritto ad un feudo idrico è l'esercizio di questo diritto, che comporta il mantenimento di strutture incompatibili con quelle della società moderna. Anche se i rapporti di lavoro sono negli ultimi tempi migliorati notevolmente, permane una gerarchia di manodopera e di retribuzioni basata su schemi ormai fuori del tempo, superati da secoli. Per non distruggere la pescosità delle acque, ben pochi uomini sono ammessi alla pesca. Nello stagno di Cabras non superano i 250. I pescatori sono divisi in categorie rigorosamente disposte a scala. Il gradino più basso di questa scala è il pescatore con la barca di giunco. Non può usare barche di legno e neppure reti, ma solo la fiocina o le lenze a traino. Il diritto di pesca gli costa 50.000 lire per la stagione che va da settembre a maggio. Ha a suo carico gli attrezzi e la barca, che dura solo un mesetto e poi marcisce. Rifarla gli costa solo 5.000 lire. Perché non gli permettono di usare una barca di legno? Per essere certi che non utilizzi reti. Un gradino più in su vengono i pescatori che hanno diritto alla barca di legno e alle reti da posa. Anche essi possono pescare solo da settembre a maggio. Non pagano canone, ma trattengono per sé il 60% del pesce pescato e versano la differenza all'azienda della peschiera. Vengono poi i pescatori che possono usare reti a strascico, ma a maglie larghe. Prendono solo i pesci più grossi, che sono anche i più rari. Possono pescare tutto l'anno e anch'essi trattengono per sé il 60% del pesce. Ancora più in su troviamo i pescatori che hanno in dotazione reti a maglie strette, alle stesse condizioni dei precedenti. Sono quelli che beneficiano della pesca più abbondante e di un lavoro continuativo. In cima alla scala vi sono i titolari della peschiera, che si riservano tutta la pesca ricavata dalla camera della morte, nel punto cioè dove il pesce che tenta il ritorno al mare viene trattenuto dai labirinti e dalle palizzate di canne. Gli uomini addetti a questa pesca sono giornalieri.
e a carico dell'azienda della peschiera sono le barche, le reti, tutte le opere di manutenzione per proteggere la pescosità dello stagno. Questa scala a progressione geometrica, socialmente molto arretrata, è sopravvissuta fino ad oggi. Tutti gli stagni nei quali la legge 39 della regione ha abolito i diritti esclusivi di pesca sono stati dati in concessione a cooperative di pescatori. Dapprima le cooperative hanno stentato ad avviarsi per la mancanza di spirito di solidarietà tra i soci, per la diffidenza e le rivalità che li dividevano e per l'individualismo tipico del pescatore che gli impedisce di vedere più in là della propria barca. Oggi questi aspetti negativi sono stati superati e i soddisfacenti risultati ottenuti hanno convinto tutti della necessità di difendere gli interessi generali della categoria e non pensare esclusivamente al proprio personale guadagno. Nelle cooperative l'80% del pesce pescato sia negli stagni che nelle camere della morte viene diviso fra i soci in parti uguali. Naturalmente stanno a carico dei pescatori gli attrezzi, le barche e la manutenzione degli stagni. È cambiato qualcosa con le cooperative? Si sta un po' meglio, poi abbiamo il campo del lavoro sicuro e sappiamo dove andare a lavorare, abbiamo assicurazione di malattia, cassamutuo e tutto quanto, no? Si è comprata la casa? Sì. Dove? Sì, a Santa Giusta. Ha comprato anche la vigna? No, niente vini al terreno, niente. Solo mi sono comprato l'anno scorso una macchina usata, l'ho pagato 300.000 lire per andare da un posto all'altro. Avete tempo di occuparvi di altri lavori? Sì, signore. E cioè? Andare al vigno, alla paticella, eccetera, eccetera. La vigna è sua? Sì, signore. Ha anche la casa sua? Sì, signore. Via da Feno. Città. E anche l'automobile? 3 biciclette. Gli stagni sono stati l'ultima cittadella del Medioevo oristanese a capitolare. Secoli di rassegnazione e diffidenza, tutto un passato di immobilità, si vanno ormai allontanando. Anche gli stagni, come la pianura, hanno ripreso il passo con i tempi. C'era una volta. La favola di Oristano sembra lontana nel tempo, ma il suo vero prodigio è appena di ieri. In 20 anni Oristano ha riscoperto la pianura, il mare, gli stagni, ha riscoperto se stessa. In 20 anni, dopo secoli di sonnolenza, ha ritrovato le dimensioni del suo passato e costruisce le prospettive del suo domani. Una piccola città di cui gli italiani conoscono appena il nome e a stento l'ubicazione. Una cittadina di inaspettata vitalità, ricca di problemi, di soluzioni, di aspirazioni. Oristano, un luogo dove non succedeva nulla.